Oggi al Niccolò Gallo un incontro con i maestri del lavoro per discutere tematiche importanti, relazioni sociali verso i ragazzi. Sì, tematiche di grande attualità e di grande importanza per i ragazzi, quando riguardano l'orientamento nel mondo del lavoro, e quindi sono delle opportunità che i ragazzi inseriranno in quello che è il curriculum d'istituto dell'orientamento e nei moduli di orientamento formativi che abbiamo programmato. Questo ha lo scopo di far sviluppare all'interno della scuola una vera e propria cultura del lavoro. Il lavoro è inteso non semplicemente come un'occupazione, che già di per sé è qualcosa di importante, ma anche dal punto di vista dell'etica del lavoro, dal punto di vista della normativa che regola tutti gli aspetti della vita del lavoro, come per esempio la sicurezza. Vogliamo dare ai ragazzi un'informazione completa di quella che sarà il loro approcciarsi alla vita lavorativa, da consapevoli, non solo consapevoli di operare delle scelte, ma anche consapevoli di quelli che sono i loro diritti e i loro doveri. Ringrazio i maestri del lavoro, il Consolato di Agrigento per averci dato questa opportunità, che per noi è veramente un arricchimento oggi, è dedicata agli alunni del triennio, delle terze, quarte e quinte classi, e servirà veramente anche a integrare i percorsi di PCTO che stanno intraprendendo. Giuseppe Migliore, maestri del lavoro, oggi continua la vostra attività informativa presso le varie scuole, secondo appuntamento al Gallo. Sì, oggi continuiamo il nostro impegno di volontariato nell'accompagnamento dei ragazzi nell'orientamento al lavoro e alle scelte future anche sotto l'aspetto universitario. Siamo fortemente impegnati in questo settore proprio per dare un rinforzo alle competenze e alla capacità dei ragazzi in abbinamento col sapere didattico, in modo tale che i ragazzi possano abbinare il sapere e il fare e quindi avere a disposizione un saper fare da mettere in campo per la ricerca del mondo lavorativo. Questo è il primo incontro per questo istituto, ne faremo 3 e l'ultimo lo faremo in sinergia con i rappresentanti territoriali dell'economia e delle istituzioni.